A te la linea. Grazie caro Lorenz D'Umbria. E allora, già che ci siamo, insomma, lo sapete che è notte, mancano 126 miglia a Chicago, abbiamo mezzo serbatoio di benzina, soprattutto abbiamo dei magnifici occhiali da sole e possiamo andare, direi, per cui già che ci siamo, insomma, andiamo con i Blues Brothers. Avete ascoltato infatti il disco start di questa sera, che è Peter Gunn Theme del 1980, eseguito dai Blues Brothers, Dan Aykroyd e John Belushi. Ladies and gentlemen, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 848 di oggi, mercoledì 25 settembre dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate a visitare radiolibertà.net. Perché radiolibertà.net, lo sapete, non è soltanto un sito sul quale potete informarvi sulle realtà di questa radio, chi siamo, come ci potete sostenere e così via, ma anche e soprattutto, ladies and gentlemen, è un quotidiano online, per cui fesso chi non legge radiolibertà.net, perché, ladies and gentlemen, radiolibertà.net è diventato un quotidiano online nel quale voi trovate per esempio i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, trovate Vittorio Feltri in grandissimo spolvero, le firmissime, i giornali visti da Giulio Cainarca, le videopillole e tanta altra roba ancora. Detto ciò, iniziamo la nostra puntata e la cominciamo ricordandovi le coordinate alle quali noi incrociamo alle 18, 15 minuti e 29 secondi di quest'oggi. 0292947222, se volete telefonare il telefono è aperto da adesso, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp. Un veloce giro tra le agenzie stampa per vedere che cosa accade nell'orbe terracqueo. L'esercito israeliano e i soldati prepararsi al possibile ingresso in Libano, quindi l'esercito israeliano si prepara alla guerra di terra, si apre un nuovo fronte oltre a quello di Gaza. Entreremo nei villaggi di Hezbollah. Contestualmente Netanyahu ha dato il via libera ai colloqui con gli USA su un cessate il fuoco temporaneo. Nuovi attacchi reciproci, ancora missili lanciati da Beirut, uno raggiunge per la prima volta Tel Aviv. CNN, timori di un'escalation, truppe USA dispiegate a Cipro. Così l'Iran ci pensa due volte. L'Ucraina, l'intervento di Zelensky all'ONU, Mosca sta pianificando attacchi agli impianti nucleari, strage in famiglia, uccide moglie e figlia a Nuoro, poi ferisce la madre, altri due figli e un vicino. Infine si suicida. E per finire, Giorgia Meloni all'ONU, Israele rispetti il diritto e tuteli i civili, ma noi abbiamo già una telefonata, pronto chi è là? Eccomi, Michele. Ciao Michele, ben trovato, dimmi tutto. Et voilà, bonsoir, saluti e baci, noblesse oblige, chéri mon amour, madame, monsieur, comment ça va, ça va bien? Ecco, con il mio francesismo egregiamente condotta questa trasmissione di approfondimento molto gradevole e interessante, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, una voce libera, senza filtri né censure, come recita lo spot. Con te Antonio Danna, veramente questa talk radio di Libertà sta sempre di più crescendo anche numericamente nei dati d'audience, con uno share inverosimile. E poi ricordiamolo, non per vanto, ma è vero che è meritato, che c'è la meritocrazia, viva Dio, l'anno scorso è stata segnata con il riconoscimento del microfono d'oro. Grazie. Veramente complimenti. Grazie. Vai col punto. Il punto di Michele Caruso.
la Camera approva il DDL, disegno di legge, sul voto in condotta, finalmente in legge, contraria alle opposizioni, ma Valditara, ministro della pubblica istruzione del merito, dice: ora studenti siate più responsabili, la Lega bocciato chi occupa ingiustamente o devasta le scuole. E dunque la Camera ha approvato procura in via definitiva il DDL Valditara sul voto in condotta. Il provvedimento prevede diverse novità per la scuola, in primis della bocciatura con il 5 in condotta e dunque con anche insufficienza non grave, una mediocrità, così si va al ritorno anche della valutazione numerica, come succede alle superiori, già alle medie sul comportamento peserà molto, e dunque la valutazione della condotta che si terrà già alle scuole medie, fino alle multe per aggressioni al personale scolastico. Il voto in condotta sarà numerico anche alle scuole medie e dunque con una votazione al di sotto della sufficienza si rischia la bocciatura. Solo alle elementari si prevede l'espressione con giudizi sintetici della valutazione periodica che vanno da sufficienza, discreto, buono, a distinto, ad ottimo, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025. Sia alle medie che alle superiori, se non si raggiunge almeno il 6, la sufficienza, nella condotta si verrà automaticamente bocciati, al di là del rendimento scolastico nelle diverse discipline. E dunque anche se dovesse essere promossi a fini voti nelle diverse materie, io mi ricordo avevo tutti 8, compreso il latino e il greco al liceo classico, scuola che ho frequentato dove mi sono maturato, ecco 10 in italiano, 9 in filosofia d'arte, e la condotta era sempre il voto finale, era sempre il massimo naturalmente, anche perché se si aveva una condotta non alta comunque si rischiava già da allora, ma adesso è una cosa assolutamente automatica. Per quanto riguarda le scuole superiori, nel caso di voto pari a 6 si avrà un debito formativo comunque, come se si andasse al vecchio recupero, insomma una materia segnalata, come se si dovesse recuperare, e si dovrà sostenere un elaborato di educazione civica. La condotta diventa dunque uno spartiacque per gli studenti delle superiori, specie in ottica diploma, in quanto il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a 9 decimi. Ecco, le opposizioni da Italia Viva a DS hanno votato contro, fatta eccezione per Azione che si è astenuta. I gruppi di maggioranza invece hanno votato a favore. In aula era presente il ministro della pubblica istruzione del merito, Giuseppe Valditara, durissime le critiche al ministro da parte di Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle, che parla che invece di preoccuparci dei grandi problemi ci troviamo a votare un provvedimento inutile e al contempo pericoloso. Lui dice. Rossano Tasso della Lega ha risposto rimarcando che il provvedimento punta a risanare la nostra scuola dai disastri dopo decenni di deriva progressista. La scuola, aggiunto, è il punto di partenza di una società civile, è una comunità educante, un luogo dopo la famiglia che non può essere più violato dalle intemperanze se non violenze di pochi. Ad esempio, chi occupa o devasta una scuola merita il 5 in condotta e la bocciatura d'amblè. La famiglia deve rispondere ai danni creati dai spargoli, perché è giusto che non sia più la comunità ad accollarsi i costi dei ripristini, come se fosse così un automa, si rompe e paga. La legge approvata dal Parlamento rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione di un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti, ha commentato Valditara, che ringrazia i gruppi parlamentari di maggioranza per questo importante risultato. Con la riforma il comportamento degli studenti spetterà ai fini della valutazione complessiva del percorso scolastico e dell'ammissione agli esami di Stato. Cambia l'istituto della sospensione, di sarà più scuola
e non meno scuola per lo studente che viola le regole della civile convivenza. Per i casi più gravi sarà l'impiego in attività di cittadinanza solidale. Il nostro obiettivo è sostenere il lavoro quotidiano dei docenti, responsabilizzando gli studenti e così tutto il personale scolastico, perché ai giovani sia chiaro che non solo i diritti ma anche i doveri che derivano dall'appartenenza a una comunità, ad iniziare dal dovere del rispetto verso l'altro, è fondamentale. Nella scuola primaria, a proposito di Tara, tornano i giudizi sintetici da ottimo a insufficiente, molto più comprensibili dei precedenti livelli. Miglioriamo così la comunicazione con le famiglie e al tempo stesso l'efficacia della valutazione. La scuola rimane il perno di un'educazione attraverso la quale si può costruire una società migliore. Vado a concludere, continuiamo con orgoglio il cammino di riforma intrapreso. Con la riforma del voto in condotta si ripristina l'importanza della responsabilità individuale, ribadisco ex novo, si dà centralità lontano da ogni hubris al rispetto verso le persone e verso i beni pubblici e si dà autorevolezza ai docenti. Questo è il accusa mosso dal ministro, lo ha detto anche allo strano fatto della Lega durante la dichiarazione di voto della Lega sul DDL Valditara sul voto in condotta. Ecco, Antonino, una tua considerazione in merito da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, te la dico rapida, era ora che finisse questo bordello. Sbagliano, li si stangano, li si bocciano e imparano pure l'educazione, così imparano che nella vita c'è anche disciplina, ma adesso qui Parlamento. Andiamo con la sigla. La linea è partita la sigla, scusa. Vai Lorenz. Qui Parlamento. E allora io ho il piacere di ritrovare stasera l'onorevole Igor Iezzi, che è vice capogruppo vicario della Lega per Salvini Premier alla Camera. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera a tutti voi. E allora, noi questa sera naturalmente torniamo sulla riforma della disciplina della cittadinanza. Insomma, mi pare che le polemiche si siano già scatenate al calor bianco e in più abbiamo anche questo, come possiamo dire, queste 500.000 firme già raggiunte per il referendum che dovrebbe limitare la permanenza, anzi la residenza legale, attenzione, che è una cosa ben diversa, in Italia da 10 a 5 anni. Che si fa? Noi tutto sommato siamo contenti di questo referendum perché innanzitutto per una questione di democrazia, perché quando si esprime il popolo è sempre cosa buona e giusta, e poi perché avremo la possibilità di girare casa per casa, comune per comune, a spiegare tutte le falsità che sono state dette dalla sinistra in questi periodi su questo tema e a spiegare che gli interessi che vengono difesi non sono quelli degli italiani onesti per bene. Sul tema della cittadinanza è stata una grande falsità. Nel nostro paese c'è bisogno di tutto perché di una nuova legge sulla cittadinanza, e non perché noi le vogliamo dare, ma perché il nostro paese ad oggi è già il paese che concede più cittadinanza in tutta Europa. L'Eurostat ha certificato il nostro record e nel 2 anni fa, nel 2022, noi abbiamo rilasciato più di 200.000 cittadinanze. Quindi di tutto c'è bisogno perché di una legge nuova sulla cittadinanza. Semmai, e su questo stiamo lavorando, stiamo presentando una proposta di legge, semmai bisogna andare proprio nella direzione opposta, cioè di mettere maggiori paletti, perché oggi il nostro paese rilascia troppe cittadinanze. Senta, infatti io stavo pensando a questo mentre lei diceva dovremmo mettere maggiori paletti. Non c'è soltanto l'operazione, diciamo così, di scrematura che il governo italiano farà grazie appunto al sistema avanzato che verrà implementato in Albania, sistema che tra l'altro ha suscitato l'interesse di un leader di sinistra quale l'inglese Keir Starmer. Ma aggiungerei anche una cosa, qualche anno fa io me ne ero occupato per Italia Oggi, Boris Johnson, quindi uno dei predecessori di Starmer, sia pure conservatore, voleva importare in Inghilterra un sistema a punti, il sistema a punti che viene usato in Australia, cioè la valutazione con un punteggio iniziale per decidere chi favorire nell'ingresso nel paese e chi no. È chiaro che chi non aveva alcuna qualifica partiva dal fondo della scala, mentre invece i dotati di master, diciamo così, gli scienziati, quelli che venivano dai centri di ricerca e così via,
non avevano bisogno del punteggio e potevano entrare liberamente in Inghilterra. Questo anche per gestire chiaramente il flusso di cervelli e raccoglierne il più possibile nel suo paese. Un sistema così non si potrebbe implementare anche in Italia? Magari ci prendiamo qualche cervello pure noi? Sì, nel senso che io credo che un paese abbia il diritto di selezionare le persone che entrano nel proprio paese, ed è la logica un po' per esempio del decreto flussi, dove si sceglie chi far entrare. Il problema però adesso nel nostro paese è che ne entrano troppi. Per fortuna negli ultimi mesi noi reintroducendo parte dei decreti di sicurezza che aveva fatto Salvini quando era ministro dell'interno, siamo riusciti a ridurre notevolmente il flusso di ingresso. Infatti gli ultimi dati degli ultimi mesi dicono che gli ingressi irregolari nel nostro paese sono calati del 62%. Dobbiamo proseguire su questa strada, su questa direzione, perché la reintroduzione dei decreti voluti da Matteo Salvini appunto quando era al Viminale nel governo del 2018-2019 hanno portato allora dei risultati, li stanno portando anche adesso. Quindi questa è la linea che dobbiamo seguire per migliorare la situazione nel nostro paese. Poi in generale servono dei paletti, capite? Io oggi ho citato un esempio, molti dei sindaci che ci ascoltano lo sanno, però sono tantissimi casi di immigrati che girano davanti al sindaco e non sanno leggere per avere ottenere la cittadinanza, e non sanno leggere neanche le due righe del giovanile perché non conoscono l'italiano. Infatti. Non conoscono l'italiano, come fa a diventare cittadino italiano? Quindi a differenza di quello che dice la sinistra, purtroppo di quello che dice una parte anche dei nostri alleati, non c'è da allargare le maglie, ma c'è da stringerle, perché ribadisco, noi abbiamo già il record di cittadinanza. Molto bene. Senta, sento che ci sono dei lavori in corso, se non sbaglio, in aula. Di che cosa si fa oggi? No, noi abbiamo oggi appunto abbiamo approvato il decreto Valditara, quello che introduce il voto in condotta, i voti scientifici, per finalmente riportare anche qua un minimo di ordine all'interno delle scuole e degli istituti. E poi abbiamo approvato la mozione sulla cittadinanza, o meglio abbiamo bocciato le mozioni sulla cittadinanza proposte a sinistra che contenevano una serie di consigli inarrabili. Adesso stiamo continuando con alcune mozioni, con la mozione sul presidio, credo che ci dovrebbe essere anche un disegno di legge sul lavoro. Insomma, continua l'iter di approvazione dei nostri lavori. Poi davanti dovrebbero essere anche le votazioni dei membri del CDA nella sempre che si raggiunga un accordo. Molto bene, allora io la lascio al suo lavoro e le auguro un buon proseguimento. Al piacere di risentirci presto. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. E adesso, bella gente, mentre la BBC batte questa dichiarazione del presidente americano Joe Biden, è possibile una guerra totale in Medio Oriente, ma dice che è ancora possibile, c'è ancora un'opportunità per impedirla. Beh, noi ce ne andiamo in pausa e, ironia della sorte, ci ascoltiamo un pezzo del 1981 del Banco del Mutuo Soccorso. Buone notizie, si fa per dire. A tra poco.
Ed era il 1981 quando il Banco del Mutuo Soccorso pubblicava buone notizie e purtroppo però le notizie di stasera non sono, insomma, sono un pochettino in chiaroscuro perché qui a Zoom sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, vi diamo il riassunto. In Medio Oriente il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate israeliane, Herzi Halevi, dice la BBC, ha annunciato che gli ultimi attacchi contro il Libano sono propedeutici, sono preparatori della possibile entrata delle truppe nel territorio del Libano. Almeno 90.000 persone sono scappate, sono sfollate in Libano da lunedì, dicono le Nazioni Unite, dal momento che le forze armate israeliane stanno conducendo una nuova ondata di attacchi estesi nella zona meridionale del Libano e l'area di Bekaa. 51 persone sono morte per gli attacchi aerei nella giornata di oggi, questo lo dice il Ministero della Salute libanese. Poco prima Israele aveva detto di aver intercettato un missile balistico lanciato da Hezbollah contro Tel Aviv, è il primo razzo a raggiungere la città. Inoltre Hezbollah, che è supportato, ve lo ricordiamo e lo ricorda la BBC, dall'Iran, dice che sta resistendo all'aggressione israeliana e agendo in solidarietà con i palestinesi. Israele dice che vuole rimuovere la minaccia rappresentata da Hezbollah. Dall'8 ottobre c'è stato quasi ogni giorno un fuoco incrociato al confine tra Libano e Israele, uno scambio di colpi tra Israele ed Hezbollah, e 60.000 israeliani sono sfollati dall'area. Un'ultima cosa che vi dico, appunto, il presidente Biden ha detto che la guerra, l'escalation è possibile, ma non è inevitabile, quindi c'è ancora uno spiraglio. Una notizia un po' più leggera, vi porto a Medjugorje. A Medjugorje è entrata in vigore la nota vaticana che, come sapete, ha messo la mordacchia ai veggenti. Finalmente, dopo 43 anni, la Chiesa Cattolica si interessa in maniera seria del fenomeno di Medjugorje. Bene, alle 17:40 le campane della parrocchia di San Giacomo, scrive l'amico e collega David Murgia di TV2000 sul suo blog ilsegnodigiona.com, hanno iniziato a suonare, i fedeli si zittiscono, Maria ha avuto l'apparizione della Madonna, ha scritto il messaggio in croato e l'ha dato a Monsignor Cavalli, che è il visitatore apostolico, il plenipotenziario vaticano mandato a Medjugorje, segnatamente, permettete, vescovo titolare di Vibo Valencia, quindi datemi anche un momento di orgoglio locale, e sarà Monsignor Cavalli a dare l'autorizzazione alla divulgazione di questo messaggio. C'è già un veggente che invece ha avuto l'apparizione il giorno 21 settembre e ha invece divulgato il messaggio fregandosene delle disposizioni vaticane, e Ivan molto probabilmente già fuori, e come tale sarà probabilmente silenziato, anche perché ieri Monsignor Fernandez, il cardinale prefetto dell'ex Sant'Uffizio, ha detto chiaramente di aver mandato una lettera a tutti e 6 i veggenti riservata personale, evidentemente una lettera che chiede loro obbedienza e riservatezza. Questo per dirvi in che mondo viviamo alle 18:40 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Ma adesso l'amica degli animali, Paola D'Amico, sigla. L'amica degli animali con Paola D'Amico. Paola, vostra soavità, io avevo messo buone notizie per te, perché tu fai questo bellissimo dorso ogni martedì sul Corriere, però purtroppo la realtà mi ha fregata ancora una volta, ti chiedo scusa. Ma non ti preoccupare, intanto di buone notizie ce ne sono continuamente, una anche adesso immediata dal mondo degli animali, perché abbiamo salvato uno sciame di api, sono sciamate le api in via Melchiorre Gioia. Una collega oggi pomeriggio è passata in bicicletta e si è accorta di uno sciame, ci ha girato un po' di foto sul palo della luce. E questo perché? Perché sicuramente ci sono milanesi che sui tetti delle case tengono qualche alveare. È sicura questa cosa da anni ormai, ogni tanto in centro città sciama un alveare, quindi vuol dire che c'è una regina con il suo seguito. Non si trovava, è una stagione un po' strana, assolutamente anomala,
però ormai tutto è impazzito, non si trovava un apicoltore disponibile a venire a raccogliere, poi l'abbiamo trovato in serata, è un apicoltore che un tempo aveva le api in Piazza d'Armi, dall'altra parte a città, no? Zona Baggio, se ricordate, una zona dove in futuro sicuramente si costruirà, e quindi lui è disponibile, è venuto a prendersi questo favo, e vi ho girato sia la foto della Sì, prima, infatti sia le quella stiamo della proiettando. della sua compagna, che è venuta con perizia a raccogliere queste api, che d'altra parte sono in cerca di nuova casa. La prima sciamatura non si allontana molto dalla zona di provenienza, e poi però avevano bisogno sicuramente di un porto sicuro, e adesso per fortuna ce l'hanno. Ma questa è una notizia curiosa, perché ogni tanto ci capita, una volta sono arrivati in via Solferino proprio davanti all'ufficio del Corriere, però non è semplice, ripeto, un salvataggio, perché poi se l'apicoltore sta alla periferia della città ovviamente deve pagarsi le RAC, cioè non è un divertimento, nessuno, come dire, gli dice bravo, giusto, noi cittadini. Comunque è andata bene. Vi racconterò poi dell'orso polare ucciso in Islanda, Sì. sicuramente la notizia ha fatto il giro del mondo, e però è quantomeno curiosa. In Islanda gli orsi non li hanno, gli orsi bianchi tantomeno, ed è evidente, no, che questo orso giovane, tra l'altro, è arrivato trasportato a una massa di ghiaccio, un piccolo iceberg che si stacca dal ghiacciaio del Groenlandia, no, per il cambiamento climatico, e lui ha viaggiato via alla deriva da solo finché è arrivato, approdato sulla costa dell'Islanda. Certo va a fame, però cosa hanno fatto? L'hanno preso fucilate e l'hanno ammazzato. Immagino che i locali non conosca la gestione degli orsi, è probabile, però è abbastanza grave. Perché è grave questo questo ammazzamento? Perché di orsi polari ne esistono più o meno, pare, 30.000 esemplari al mondo, e in varie popolazioni, in varie regioni artiche, e vivono condizioni sempre più complicate. Sono animali molto grandi, insomma, hanno bisogno di mangiare tanto, ma hanno bisogno anche di un habitat che si conservi. Cioè, non è colpa sua se si è trovato in Islanda, mettiamo bene in chiaro. Un maschio adulto, questo non era così grande, arriva diciamo dal naso alla punta della coda, può misurare 2,5 metri e può pesare 600 kg, quindi certamente animali imponenti che fanno una certa impressione. E quando nuota può raggiungere 10 km/h, quindi è un bestione considerevoli dimensioni e abbastanza veloce. È un animale che ha uno strato di grasso sottopelle, sottocutaneo, che arriva a 11 cm di spessore, che lo tiene al caldo appunto durante queste immersioni in acque gelide, e la preoccupazione è che sono pochi questi orsi, ogni tanto sono nelle campagne, però vengono dimenticate. E quindi a me ha fatto molta impressione leggere questa storia, perché, ripeto, un animale suggestivo, è diventato un po' la metafora di questi cambiamenti climatici. Quando si parla di ghiacciai che si sciolgono, arriva la foto che ti ho girato dell'orso appollaiato su un iceberg, però è andata proprio così, e su questo dobbiamo sicuramente riflettere, insomma. Certo. Dall'inizio del XXI secolo e più o meno la diminuzione del ghiaccio marino dell'Artico è stata del 5% diciamo per decennio, andiamo un po' in abbondanza, e quindi pare, secondo i rilievi, le proiezioni, che il ghiaccio marino estivo cesserà di esistere nel corso di questo nostro secolo, insomma. Non è una bella notizia. Però un'altra notizia molto carina è l'altro animale che ti ho girato, la genetta, un animale di cui io non conoscevo assolutamente l'esistenza, non avevo mai sentito parlare, ammetto la mia ignoranza, non avevo mai letto, ma è stata avvistata in Liguria, quindi non tanto distante da noi, sempre nel parco di Begua, che è quel parco stupefacente dove si possono andare a fare le osservazioni dei volatili che migrano, ed è una zona protetta che a maggior ragione mostra di essere molto importante, perché appunto le aree protette gli animali possono vivere la loro selvaticità senza intromissioni dell'essere umano. Questa genetta in realtà è un mammifero africano,
E l'unica ragione per cui si può trovare qui è che secondo alcuni studi, secondo alcuni scritti, potrebbe essere stata introdotta in Spagna e in Portogallo. In realtà addirittura qualcuno sostiene che è stato introdotto in Europa al tempo dei Fenici, quindi andiamo ai tempi dei tempi. Di sicuro un animale antico molto particolare. La foto con cui l'hanno visto è una fototrappola, perché lui vive di notte, va a mangiare, va a cercare cibo di notte e di giorno si nasconde, quindi non è un animale che è una specie di possiamo gattone. immaginare. Sì, esatto. Tra l'altro ha questa coda ad anelli che ci ricorda un po' la coda foltronellata del gatto selvatico, che vive tra l'altro su queste zone, no? Appennino Ligure, e se anche adesso pare l'abbiamo visto anche sull'Appennino Tuscolano. È molto particolare, molto bellino, e ha una caratteristica che l'avvicina a quella della donnola, cioè ha delle emissioni odorose che servono prevalentemente per lasciare tracce della propria presenza e quindi spaventare i nemici. Però è un bel mammifero, è proprio, sembra un po' un gatto, assomiglia a un gatto molto molto solitario, e quindi sta sotto i cespugli, mangia di tutto, mangia piccoli animali, roditori, topi, ma anche bacche e insetti, quindi si accontenta di quello che trova. È molto molto simpatico, non so se lo vedi in immagine, ha questo musettino appuntito bianco su nero o grigio scuro, e piccoli artigli, zampette a 5 dita, si arrampica sugli alberi, e fino a 2 anni è ancora un cucciolo, quindi la maturità arriva abbastanza tardi. Quindi origine africana, però appunto alcuni sostengono che prima dell'invasione del musulmane nel VIII secolo in Spagna, probabilmente, secondo alcune indagini, potrebbe arrivare al tempo dei Fenici, che allora facevano le loro rotte commerciali nel Mediterraneo. Di fatto, se è arrivata in Liguria, si è mossa, quindi comunque siamo sempre noi umani che spostiamo gli animali, non vengono così per conto loro. Anche l'orso, mi ricollego, che è finito in Zanda, in colpa sua se il ghiaccio si è sciolto, si è trovato su un moncone di ghiaccio che si spostava. Passiamo invece alle belle notizie. In Sardegna hanno festeggiato perché finalmente hanno sconfitto la peste suina. E era un problema per i sardi, no? Anche, come si chiama, il maialino, quello che mangiano loro? Il maialetto. Il maialetto non si poteva esportare, avevano dei problemi molto grossi perché la peste suina è stato un problema per loro prima che per noi, e quindi la loro materia prima, diciamo, i loro prodotti non si potevano esportare. Adesso l'Europa ha detto basta, avete eradicato la malattia, quindi siamo a posto. Peccato che nel frattempo il problema è arrivato sul continente, quindi adesso in questo momento regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna e Lombardia soprattutto, ma anche la Toscana cominciano ad avere il problema serio, perché la peste suina sta ammazzando cinghiali. Il cinghiale è un selvatico, quindi lo trovi in mezzo al bosco, lo trovi lungo le strade, è un problema di sanità pubblica abbastanza seria. Poi anche un'altra cosa, un altro animale strano, nuovo, è stato avvistato, che è la volpe nera, in questo caso in Val Breven. Un altro animale molto particolare, sempre grazie a una fototrappola, e quindi ringrazio i naturalisti che non vanno a caccia di animali ma cercano, studiano, e la scienza si fa anche così, osservando, fototrappolando, e l'ha trovato questo animale, questo particolare animale, che in Italia è stato visto soltanto 3 volte nel Veronese tra il 2011 e il 2023, quindi molto molto raro. E praticamente la sua caratteristica è che ha una colorazione bianca della punta della coda, e naturalmente si sta studiando, si sta analizzando, perché è un animale raro e elusivo come tutte le volpi, e ancora all'inizio. Infine chiudo e poi vi saluto con un'indicazione interessante per chi ama osservare i volatili. E la LIPU, che è quell'associazione di cui Danilo Mainardi fu per tanti anni grande onorario, Mainardi, grandi danni,
Sì, era una persona straordinaria, a me manca tantissimo, come penso a tanti. Era proprio un Era grandissimo amato da milioni di comunicatore. italiani, me lo ricordo io Era all'almanacco del amatissimo, giorno dopo, Mainardi, ti ricordo. l'amico Sì, degli lui, animali, appunto. esatto, lui è un papà, un maestro, tutto. Io ricordo che quando mi affidarono all'epoca la pagina minimale, nel 2009, io non sapevo da che parte iniziare, scrissi dicendo se voleva scriverci una rubrica settimanale. Lui comunque era un professorone in Rai, una grande storia, e siccome avevo scoperto in archivio il Corriere che dall'inizio, da quando era giovane, scriveva sul Corriere e quindi comunicare era proprio nel suo DNA, lui disse sì, volentieri, e tra l'altro un'umiltà come raramente si trova, un genio ma di un'umiltà straordinaria, perché la rubrica è una piccola rubrica, non è che avevo un grandissimo spazio, no? Dovevo distribuire questa pagina, dividerla in varie rubriche. Umilissimo, io poi gli giravo la pagina per dire non ho scritto stupidaggini, perché sai, non volevo fare una pagina di marchette, ma una pagina un po' di interesse era per i milanesi in quel caso, e lui è sempre molto disponibile. E poi sono andata a conoscerlo a Venezia, abbiamo anche organizzato un evento qua al Corriere e non mi aiutò molto il giornale a organizzarlo, però ricordo che quando arrivò lui c'era la fila fuori fino alla fermata del metro di via Moscova, sorprendente, questa sala enorme, piena di gente innamorata appunto di lui e della scienza. Comunque la Lipu, adesso ho fatto una divagazione un po' lunga, ha praticamente messo online sul suo sito un'enciclopedia delle 300 specie di uccelli più presenti nel nostro paese, con molte fotografie, approfondimenti. Quindi se uno va sul sito www.lipo.it trova un mondo, un portale strepitoso, bellissimo, meraviglioso, da consultare quando si è un po' annoiati, perché veramente vi porta in un altro mondo. Infine invece un'agenzia che mi arriva adesso, sulla Guardia Costiera di Livorno, che ha sequestrato, purtroppo in un ristorante di Prato, hanno seguito un trasporto di un centinaio di esemplari di gamberi della Louisiana, ancora vivi, che sono vietatissimi perché sono una specie esotica, pericolosa in quanto altamente invasiva. E queste sono tutte fresche che non ho ancora approfondito, però brava la Guardia Costiera che si è andata a colpo sicuro e perché aveva delle informazioni e stava facendo un'indagine da un po' di tempo. E a Livorno diciamo che è un porto molto dinamico, certo, e loro sono molto attenti. Certo, meno male, anzi complimenti alla Guardia Costiera che veglia anche in questo modo sulla sicurezza alimentare di tutti noi. Paolo, allora grazie, appuntamento quindi la prossima settimana, mercoledì prossimo, ma io voglio invitare chi ci ascolta a seguirti il martedì sul Corriere della Sera con buone notizie. Grazie mille Antonino, allora buona settimana. Grazie a te, un abbraccio grande, che c'è bisogno di buone notizie, specie in un momento come questo. Or dunque, adesso, ladies and gentlemen, il telefono è sempre aperto, 0292947222, ancora un paio di minuti, 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra. È arrivata una zappa qua al 340-670-9659, un po' polemica. Ma Michele Caruso è diventato dipendente di Radio Libertà e fa la rassegna stampa serale? No, lui telefona e dice la sua. Se telefoni e dici la tua, io ti faccio intervenire. Che problema c'è? Questo è il punto, molto semplicemente. Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Se voi non volete telefonare, mica è obbligo, siamo in democrazia, dopo tutto, è vero. Intanto diamo un'altra occhiatina alle agenzie, vediamo che altro sta succedendo. Per adesso sembra che insomma ci sia questa spada di Damocle a pendere sul confine israeliano. Non sappiamo se l'esercito di Tel Aviv invaderà o meno parte del Libano meridionale. È chiaro che stavolta siamo a un altro punto di svolta di questa guerra, che vi ricordo è cominciata con l'attacco inopinato e a sorpresa di Hamas nei confronti di Israele sabato 7 di
ottobre dell'anno del Signore 2023, quando questi galantuomini, si fa per dire, sono atterrati e sono entrati senza colpo ferire nella parte meridionale di Israele, hanno cominciato a sparare a tutto quello che si muoveva, soprattutto se erano esseri umani. Hanno sparato, hanno stuprato, hanno rapito, hanno sgozzato, hanno ammazzato donne incinte, tirato fuori i feti, ammazzato i feti davanti alle donne incinte, perché è successo anche questo, hanno messo i bambini nei forni elettrici, hanno acceso i forni, insomma, diciamo che hanno compiuto tutta una serie di nefandezze che io ora qui non posso rievocare con i dettagli, anche perché siamo in fascia protetta, ma il fatto è che queste bestie, chiedo scusa alle bestie, hanno agito in questo modo. Israele ha reagito, ne è nata una guerra, probabilmente Hamas sperava nel coinvolgimento del resto del mondo arabo, probabilmente speravano che i loro amici di Teheran, che li pagano, finanziano e nutrono, insieme a noi altri che gli abbiamo dato così tanti soldi in questi ultimi 20-30 anni, che avrebbero potuto radere al suolo Gaza e ricostruirla facendo le strade con almeno 1 centimetro di oro sopra l'asfaltatura, proprio le strade belle, tutte dorate, e trasformarla nella Rimini del Mediterraneo orientale. Anziché fare questo, hanno preferito chiudere il loro popolo nella miseria, nella fame, nell'ignoranza e nella strumentalizzazione, costruire i tunnel, costruire le armi, attaccare Israele, con la complicità anche dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, visto e considerato che tra gli stupratori e gli assassini del 7 di ottobre c'erano anche dipendenti dell'ONU. Complimenti vivissimi davvero. In tutto questo vi ricordo che ci sono gli Houthi dallo Yemen, anche loro finanziati dai loro amichetti di Teheran, che gli tirano i missili, e poi a nord c'è Hezbollah che non fa altro che tirare altri missili, anche qui gentilmente pagati dagli amichetti di Teheran. Peccato che qualche giorno fa il Mossad gli ha fatto anche una telefonata. Va bene, adesso noi ce ne andiamo in pausa e poi torniamo con Amanda Lear, Queen of Chinatown 1977 e Conto corrente con Antonio Zennaro. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Le 19, 2 minuti e 37 secondi in questo momento. Da Gerusalemme Daniel De Simone per la BBC scrive che le osservazioni del capo di Stato Maggiore di Israele Herzi Halevi sono l'indicazione più chiara mai data da una delle figure, diciamo, apicali delle forze armate, che potrebbe essere imminente l'invasione di terra e la guerra di terra nel Libano. Questo perché dopo aver parlato di una possibile incursione, il capo di Stato Maggiore israeliano dell'esercito israeliano, appunto Halevi, è stato molto più schietto nel suo linguaggio, dicendo ai soldati che i loro stivali entreranno nel territorio nemico e lo distruggeranno. Il punto è, osserva appunto il collega De Simone da Gerusalemme per la BBC, che l'obiettivo per Israele è riportare 60.000 concittadini nella parte nord del paese, che viene colpita di volta viene colpita senza sosta dai razzi lanciati da Hezbollah. Hanno provato a bloccare l'assalto di Hezbollah con gli attacchi aerei, che però non hanno sortito grossi effetti evidentemente sotto questo profilo, per cui c'è stato un dibattito anche in Israele se portare boots on the ground, cioè portare l'esercito fisicamente nel Libano oppure no. Ora le parole quindi di Halevi sono molto chiare e di conseguenza l'esercito vede un'incursione di terra come fondamentale per poter raggiungere l'obiettivo di far tornare i 60.000 sfollati israeliani a casa nella parte nord del paese. Quindi è molto probabile che l'invasione sia ormai imminente e che accadrà probabilmente nelle prossime ore, chi lo sa, magari stanotte o domani, chi lo sa. Ma ormai direi che il dado sia stato tratto anche a leggere l'analisi che viene battuta adesso da Gerusalemme da parte del collega Daniel De Simone per la BBC. Noi continuiamo a seguire l'evoluzione quindi della situazione nel Medio Oriente, perché questo significa che potrebbe esserci un'escalation, anche perché l'Iran, tra l'altro, aveva ventilato la possibilità di un eventuale intervento diretto, quindi nel conflitto. Israele sta davvero ballando sul filo del rasoio, ma d'altronde ha anche un obiettivo militare da raggiungere e io credo che farà di tutto per poterlo raggiungere. Resta il fatto che aprire un nuovo fronte adesso, mentre è impegnato anche su Gaza, questa era una cosa che si era cercato il più possibile di evitare nel corso delle operazioni di questi mesi. Va bene, le 19, 5 minuti e 36 secondi. Lorenz, se sei pronto, allora andiamo con la sigla di conto corrente con Antonio Zennaro. Vai! Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Eccolo qua, come ogni mercoledì Antonio Zennaro è dei nostri, è al telefono e abbiamo cominciato questo spazio con Amanda Lear che cantava nel 77 Queen of Chinatown, così entriamo subito in argomento. Antonio, che succede dalle parti della Cina? Ben trovato. Buonasera Antonino, buonasera a tutti i super ascoltatori della radio numero 1 in Italia, Radio Libertà. Ben risentiti, e questa sera parliamo di Cina, perché la novità è che la Cina sembrerebbe che ci siano segnali di ripresa dell'economia cinese, soprattutto perché la banca centrale sta facendo una cosiddetta cura da cavallo all'economia cinese, tagliati dall'1,95 all'1,85 i tassi a 14 giorni e fanno di tutto per mantenere il target che ha dato il Partito Comunista Cinese, che è quello del 5% del PIL. Hanno inserito già liquidità sul sistema bancario pari a 74 miliardi di yuan, che sono pari a 33 miliardi di dollari iniettati nei giorni scorsi.
L'obiettivo quindi è di far ripartire l'economia cinese, perché ovviamente costituisce il 20% del PIL mondiale e quindi con un mercato interno molto sviluppato, con anche un'interconnessione con le economie occidentali, se si ferma il dragone si mette a rischio un po' tutta l'economia mondiale, ma soprattutto le imprese cinesi che oggi sono sempre più forti. Quindi c'è un grosso interventismo da parte del governo cinese, anche perché la Cina oggi ha un grosso problema: si è completamente bloccato il mercato immobiliare cinese, addirittura ci sono delle città fantasma, nel senso che sono stati costruiti interi quartieri, e i quartieri oggi sono vuoti perché il consumatore medio, cittadino medio cinese oggi non è in grado più di comprare, fare mutui come lo poteva fare qualche anno fa, e quindi c'è una grossa paura che le società, i conglomerati cinesi che lavorano nell'edilizia possono andare in default. Quindi anche in questo caso grossa liquidità nel sistema, grossa liquidità alle banche, in maniera tale di essere in grado anche di rispondere a eventuali problemi di operatori imprenditoriali. Su questo poi c'è un altro tema che ci riguarda un po' più da vicino. Perché dico questo? Perché ovviamente il consumatore cinese è un consumatore molto, molto attivo, ecco, è un nuovo consumatore, è un consumatore che spende molto e sempre di più è un consumatore che compra prodotti occidentali. Oggi gran parte dei marchi del lusso che insomma sono fortemente radicati anche in Europa e in Italia in primis con Made in Italy, operano circa potremmo dire una media di anche qui un 15-20% del proprio export sulla Cina. Abbiamo anche società importanti come Brunello Cucinelli, ma la stessa Prada che addirittura è quotata a Hong Kong, che guardano con forte attenzione e anche fatturato al mercato cinese. Ma oggi qualsiasi brand del lusso, ma anche del Made in Italy, potremmo dire in più in generale, non può comunque essere forte sul mercato se non considera la Cina. Quindi questo da inizio anno tutti gli analisti hanno sconsigliato i titoli del lusso, i titoli diciamo anche non solo del lusso, perché ad esempio l'automotive, quindi anche le auto di alta gamma, oggi sono molto forti sul mercato cinese come BMW, Mercedes, anche Ferrari, Porsche, quindi ci sono anche settori non solo del lusso tradizionale come potremmo pensare, non so, all'abbigliamento, al borse, ma anche tutto il settore della cucina, il settore dell'arredamento, che ad esempio è un po' meno quotato rispetto ai grandi brand, però ad esempio in Italia abbiamo tantissime aziende del Made in Italy, no? Dei distretti produttivi che magari fanno soprattutto componenti per ad esempio accessori bagno di alta gamma o anche ad esempio design come l'arredamento, divani, o anche proprio anche la progettazione in taluni casi, quindi l'Italia è molto forte in questo settore. Quindi diciamo che all'inizio anno gli analisti hanno sconsigliato i titoli e gran parte dei titoli azionari sul settore lusso a livello mondiale erano scesi in maniera importante. Addirittura stavo vedendo un dato, la stessa, che insomma è una delle più grosse aziende francese, però anche di brand italiani, Louis Vuitton negli ultimi 6 mesi è scesa del 28%. Quindi cosa succede? Succede che se c'è una ripresa, un po' di ossigeno al consumatore cinese, questo può produrre effetti positivi anche alle aziende del lusso, anche a parecchie aziende del Made in Italy. Quindi potrebbe esserci non si sa ancora cosa può accadere, però sicuramente c'è un impegno, ecco, della Cina a essere, insomma, a dare più ossigeno al consumatore rispetto a anni e anni in cui si è costruito, magari si puntava molto all'export cinese, no? O comunque si guardava molto fuori. Oggi invece c'è un'attenzione del governo cinese al mercato interno, che potrebbe essere anche positivo per le nostre aziende, per le nostre imprese, perché
ripeto, la Cina non è più quella del 2016, quando ci fu un importante calo del PIL, ma è quella del 2024 e rappresenta quasi il 20% del PIL mondiale. Quindi, dopo, giusto o sbagliato, non sto qua a dirlo io, non ho fatto io gli accordi commerciali che liberalizzavano il libero mercato, una Cina che oggi può esportare senza dazi, sono storie vecchie ormai di 20-30 anni, il WTO e tutte queste robe qua, no? Giusto o sbagliato, questo oggi è la situazione, quindi giustamente le imprese italiane, se non ci vanno in Cina, ci vanno i francesi, ci vanno i tedeschi, ci vanno gli americani, ci vanno gli inglesi o ci vanno altri, quindi fanno benissimo, secondo me, ad andare in Cina a vendere i prodotti del Made in Italy. Quindi se la Cina va meglio, insomma, in questo caso meglio per tutti. Quindi questo è un po', tra virgolette, la notizia della settimana, insieme ovviamente a quella della scorsa settimana, che è ancora molto, se vogliamo, viva, che è quella delle nozze tra Unicredit e Commerzbank. Quanti fegati scoppiati, Antonio! Quanti fegati scoppiati in Germania! Ma perché gli scoppia il fegato? Me lo spieghi? Il tema è che loro hanno costruito una narrativa per anni che l'Italia erano brutti e cattivi, no, però erano, come si dice, i parenti poveri. L'Italia non ha voglia di lavorare, l'Italia vive sulle spalle dei laboriosi tedeschi, l'Italia è quella che fa debito pubblico, l'Italia è quella che ha l'economia dissestata, quella d'Italia che ha le banche dissestate, l'Italia è sempre sotto soggetto al declassamento del rating, l'Italia è quella che bisogna sempre tenere sotto, come si dice, un po' sotto controllo, insomma è un po' il Pierino d'Europa. Questo è un po' l'atteggiamento, anche a volte, se vogliamo, un po' anche inconsapevole, no? Dei tedeschi verso l'Italia, perché c'è un po' questo atteggiamento genitoriale, no? Ecco, col figlio un po' che gli piace la bella vita, ecco, che rischia di mettere a repentaglio gli risparmi di famiglia. Ecco, questo è un po' l'atteggiamento paternalistico della Germania, e però si scopre che invece, come noi abbiamo ampiamente previsto in questa trasmissione, lo diciamo ormai da un anno e mezzo, le banche italiane sono super solide. Non entriamo ovviamente sul tema di extra profitti, insomma tutto questo tema qua non ci interessa, è un tema politico, qui stasera parliamo di economia, anche se la politica ha sempre dei riflessi dall'economia. Sicuramente è una mossa sorpresa di Orsel, perché si aspettavano tutti un acquisto in Italia, magari di MPS, invece ha fatto una mossa da veramente, insomma, da player esperto con questo azzardo, che mette alle spalle al muro i tedeschi, perché oggi non c'è nessun gruppo tedesco in grado di tirare fuori i denari che sta tirando fuori Unicredit, perché Unicredit è messa molto bene, e Deutsche Bank non è in grado, perché insomma arriva anche lei da un sacco di problemi. Quindi loro sono con un sistema bancario molto più frazionato rispetto al nostro, hanno ancora le banche popolari tradizionali, hanno molto credito cooperativo, insomma c'è una rarefazione non hanno grandi campioni nazionali, e quindi oggi la mossa li mette tutti in difficoltà, perché loro, quando dovevano comprare, dicevano bisogna unire le forze, bisogna creare dei player, no, dei campioni europei, anche con la presentazione recente di Draghi, no, bisogna creare dei mega gruppi europei, bisogna stare tutti insieme, e quindi finché però comandano dalle carte francesi e tedesche allora va tutto bene. Quando però la mossa va all'italiano, oddio no, qua, oddio che succede? Secondo me l'operazione, questa è una mia opinione personale, si farà, perché già è presente poi oltretutto Unicredit attraverso una partecipata, già aveva comprato una banca più piccola anni fa, e non abbiamo visto questi sfracelli, soprattutto il nome tedesco, insomma, che non mi va di ripetere, però non è che Unicredit ha fatto degli sfracelli, insomma, la presenza italiana è una banca, forse la banca più europea che c'è oggi di quelle italiane, diciamo di matrice italiana. Una banca è presente molto nell'est Europa, ad esempio, nei paesi anche Ungheria,
Polonia, insomma, Croazia, insomma è una banca molto attiva sui mercati, quindi potremmo dire un player globale, quindi un'operazione di questo tipo che consolida il mercato europeo, diciamoci la verità, è un'operazione insomma per la banca secondo me importante e può essere anche un'opportunità per l'Italia, diciamoci la verità. Sicuramente, ma poi vedi, ecco, io mi riferisco a quello che tu dicevi sul pregiudizio verso gli italiani. Voglio dire, l'Unicredit è gente seria, un gruppo serio. Mica si sono presentati alla Commerzbank col mandolino e coi bilanci scritti sui tovaglioli del ristorante. Cavolo, è gente seria, si sarà presentata con fior di avvocati, tutti i conti, l'audit, la revisione, la qualità 9001. Per cui io non capisco veramente questa sorta di remora verso gli italiani, che poi mi ricorda tanto quello che successe alla malcapitata Enel, povera Enel, quando è andata a sbattere i denti con l'EDF in Francia, che se la voleva comprare, si voleva pigliare l'EDF in Francia, è arrivato Macron tutto invalvolato dalla sera alla mattina, no, non la diamo all'Enel. E perché? Anche qui un'altra azienda seria, gestita in maniera seria, che si presenta lì, se lo fa l'azienda italiana, che è un'azienda seria, ah no, non bisogna, non passa lo straniero. Se vengono qui e si comprano la qualunque, ah che bello, ci apriamo all'Europa. E questo è un giochino che io non ho mai capito, ti dico la verità. No, questo è il solito potremmo dire, è molto italiano invece se vogliamo, cioè sono i tedeschi che fanno gli italiani, no? Sì, sì. Come quando, adesso non entriamo nel dettaglio, però come diceva il Proietti, no? Quando parlava dell'avvocato, un po' questa è la situazione, no? Quindi è troppo facile, cioè noi abbiamo realtà tedesche che operano in Italia, ad esempio in mente Lidl, ma adesso è entrata anche recentemente Aldi sulla costa di distribuzione, insomma non è che l'Italia ha fatto i macelli, oddio no, dobbiamo difendere la Coop, la Conad, insomma, quindi sì, c'è un mercato laddove c'è possibile si opera. Siccome qua parliamo di operazione anche di borsa, quindi di operazione, poi tanto più che Hochschild oggi dice addirittura noi la facciamo solo se sono d'accordo, cioè non faremo mai una scalata ostile. Ovviamente devono chiedere autorizzazione alla Banca Centrale Europea, però ci siamo, l'Europa si è lavata la bocca per anni del discorso del consolidamento, piccolo e brutto, bisogna andare insieme perché per competere in giro per il mondo dobbiamo essere grandi, tutti europei insieme, e nel momento in cui si fa un'operazione che sulla teoria io capisco che dà fastidio perché insomma quella è una banca, cioè come comprassero Intesa, no? Come comprassero Unicredit stessa, no? Certo. Però questo è un mercato, se vogliamo operare un mercato unico, si sono tutti lavati la bocca del mercato unico, questa è un'operazione da mercato unico che è prevista dalle teorie economiche che stanno alla base del mercato unico. Dopodiché, secondo me, sul mercato anche bancario finanziario sta cambiando, e quindi loro sono costretti ormai, cioè le banche andranno sempre di più in un processo di consolidamento ancora maggiore, perché c'è il fintech. Oggi il fintech sarà sempre di più. Cosa vuol dire fintech? Vuol dire che si creeranno delle società, ad esempio per chi opera in un determinato settore, sempre di più specializzate. Società che operano magari nella cessione del quinto, delle banche che fanno solo cessione del quinto, delle banche che fanno solo il prestito ad esempio agli agricoltori, delle banche che fanno solo il prestito alla categoria. Sarà sempre di più un settore, se vogliamo, di nicchia, e nell'online, nell'informatica, ad esempio Revolut macina 20-30% di crescita a semestre, no? E ancora non fa i prestiti. Quindi la digitalizzazione sta cambiando il sistema bancario, e quindi ovviamente queste mega società si devono consolidare. Quindi questo è un po' Antonino, la fotografia della settimana che facciamo ai nostri ascoltatori, e poi vedremo gli sviluppi, li terremo aggiornati sempre sulla Libertà, sempre sul conto corrente. Antonio, intanto io ti ringrazio, però vorrei lasciarmi con te con un'ultima domanda. Dunque, sono le 19:22:10 di oggi ed è il mercoledì 25 di settembre. Questo significa che più o meno ci sono davanti a noi 40 giorni, gli ultimi 40 giorni prima del 5 novembre con le elezioni in America.
tu parlavi di Cina. Se vince Trump rivedremo le guerre commerciali a base di dazi che è America First, come quando ha imposto alle aziende americane di tornare a produrre negli States, che abbiamo visto nel suo primo mandato. E se vince invece Kamala? Allora, io mi aspetto comunque sia, se vince Kamala e se vince comunque Trump, un America First comunque che continuerà. L'America non si può più permettere di perdere catene produttive strategiche. E comunque mi aspetto da qua ancora i botti di fine anno, cioè nel senso che lo scontro titanico tra due ormai catene di pensiero completamente che in un ingranaggio non funzionano più insieme. Lo scontro, mi aspetto ancora dei colpi di scena da qua alle elezioni americane. Non è finita, non so cosa accadrà, ma sul mercato c'è una fortissima ansia su quello che può accadere. Magari anche il non riconoscimento del risultato dell'uno e dell'altro, tensioni politiche, tensioni razziali. Insomma, l'America è molto divisa, è molto più divisa, sembra strano, oggi dell'Europa, e quindi tutto può accadere. Ancora insomma, molti analisti sono molto preoccupati da quello che potrebbe essere l'esito degli Stati Uniti, anche il mancato riconoscimento magari della vittoria di un candidato rispetto all'altro. Vedremo che accadrà, però infatti l'oro cresce sulla base anche di queste tensioni geopolitiche. Ecco, e allora staremo svegli a far la guardia e vedremo che cosa succederà. Antonio, grazie come sempre. Alla prossima! Molto bene, e allora sigla. Avete ascoltato Conto Corrente. È bello perché quando si parla di queste cose, no, è come se la radio fosse un enorme balcone affacciato sul mondo e noi possiamo planare di volta in volta da un argomento all'altro, da un fatto all'altro, ed è una cosa stupenda, secondo me, se mi posso permettere. Quindi io sono grato a tutti i nostri, io li chiamo co-conduttori, insomma, che con le loro rubriche accompagnano Zoom nel corso della settimana. L'avvocato De Filippi e l'avvocatessa San Micheli al martedì, oggi Paola D'Amico con Antonio Zennaro, domani Gabriella Ronza e l'immenso Carlo Cambi, e poi venerdì lo sapete che la banda di pazzi si ritrova e quindi siamo io e quell'altro pazzo che risponde al nome di Lorenzo Viviani. Per cui vi dico, è bello così, è proprio bello così, siamo proprio nel mood giusto, secondo me. Adesso noi facciamo una bella cosuzza, siccome ora abbiamo davanti a noi circa una mezz'oretta più o meno ancora libera per ragionare di cose del mondo. Da questo momento i telefoni sono aperti allo 0292947222. Potete tranquillamente commentare tutto quello che vi pare e potete come sempre mandare i vostri messaggi al 340 670 9659. Ma siccome a noi piace anche la musica, ci prendiamo una pausa e ci sentiamo un pezzo del 1978 del grande Ivan Graziani, Pigro. A tra poco.
A te la linea. Grazie Lorenz, le 19:28 minuti e 44 secondi. Abbiamo un aggiornamento che arriva direttamente dall'ANSA, questa è proprio un'ultima ora. Putin, risposta nucleare anche se aggredita la Bielorussia. Il presidente presenta l'aggiornamento della dottrina nucleare. La Russia si riserva il diritto di impiegare armi nucleari non solo per rispondere a un'aggressione contro se stessa, ma anche contro l'alleata Bielorussia. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin presiedendo una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale dedicata all'aggiornamento della dottrina nucleare russa. Lo riferisce la TASS. Un giorno la storia giudicherà quest'uomo per il rischio che ha causato a questo mondo. Allora andiamo avanti con l'ADN Kronos. L'ADN Kronos apre con Biden. Medio Oriente, Biden, possibile una guerra su vasta scala. Il presidente degli Stati Uniti non esclude però la possibilità di arrivare a un accordo sia per quanto riguarda il conflitto di Israele con Hamas a Gaza che con Hezbollah in Libano, che è quello che ha detto la BBC e che vi abbiamo riferito in apertura della nostra trasmissione. Già che ci siamo, poi andiamo a vedere questa storia della come si dice, della strage che è avvenuta a Nuoro. Tra l'altro l'ADN sente il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il quale dice referendum sulla cittadinanza per Mulè a rischio ammissione è propositivo e la nostra Costituzione lo esclude. E già, noi non siamo la Svizzera con il referendum propositivo, ma siamo con il referendum abrogativo. Torno a ripetere, voi siete a favore o contro l'abolizione, o meglio, la riduzione del periodo di residenza legale in Italia per ottenere la cittadinanza, di scendere da 10 a 5 anni? Che cosa ne pensate? Scriveteci o telefonateci 029294 7222 oppure 340 670 9659. Andiamo a vedere, diamo anche un'altra, ecco qua, ecco, perché questo mondo stasera è abbastanza incasinato. Alle 19:23 la BBC ha battuto questa dichiarazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dice che Hezbollah in Libano viene colpito in maniera sempre più dura con dei colpi che non avrebbe mai immaginato di ricevere e ripete il suo impegno a far tornare a casa decine di migliaia di israeliani che sono stati evacuati dalle loro case che si trovano vicino al confine settentrionale. In un messaggio video Netanyahu aggiunge anche che non può entrare nei dettagli su tutto quello che le forze armate stanno facendo, ma aggiunge anche che l'esercito è determinato a far tornare i nostri compatrioti che vivono al nord, farli tornare in piena sicurezza a casa loro. Quindi evidentemente nel momento in cui Netanyahu dice che Hezbollah viene colpito con colpi di una forza che non avrebbe mai potuto immaginare, se non è cominciata l'invasione ormai si parla veramente di questione di ore, diciamo così che siamo veramente proprio sull'orlo dell'inizio della guerra di terra a questo punto. È evidente che nel momento in cui lui dice che Hezbollah in Libano viene colpito con una potenza che non ha mai provato fino ad ora, implica necessariamente che questi sono i colpi che poi precedono il movimento delle forze armate, proprio mettere boots on the ground, come si dice, gli stivali direttamente sul terreno. Noi continueremo a darvi ovviamente tutti gli aggiornamenti, poi domattina alle 7:30 avrete Giulio Cainarca con la rassegna stampa che conseguentemente vi darà il prosieguo di quello che succederà eventualmente questa notte. Allora, vi stavo dicendo della questione di Nuoro, strage familiare a Nuoro, dove un 52enne, Roberto Gleboni, ha ucciso moglie e figlia per poi togliersi la vita. L'uomo, un operaio forestale che aveva un regolare porto d'armi, ha sparato all'impazzata nella sua abitazione prima di ammazzarsi, ferendo anche gli altri due figli di 14 e 10 anni. Gleboni ha poi sparato anche contro un vicino di casa, niente meno, e contro sua madre, raggiunta dal 52enne nella sua abitazione e colpita alla testa. Al momento non emerge nessuna causa che possa aver scatenato nell'uomo la furia omicida.
Le vittime sono Maria Giuseppina Massetti, 43 anni, la figlia Martina di 25. Le condizioni del figlio più piccolo dell'uomo, per il quale erroneamente si era parlato di morte cerebrale, sarebbero gravissime. Il figlio 14enne invece sarebbe in buone condizioni. Difficile la situazione di Paolo Sanna, vicino di casa, mentre le condizioni della madre dell'omicida, Maria Esterina Riccardi, sembrano meno rischiose delle altre due vittime degli spari. Cos'è successo? Erano le 7 del mattino di oggi nell'abitazione di via Cnusa 5 a Nuoro, quando il 52enne ha preso in mano la pistola. Si tratta di una calibro 7,65 che risulta detenuta legalmente. Gleboni ha cominciato a sparare contro tutti i membri della famiglia, ucciso sul colpo la moglie e la figlia, per poi ferire gli altri due figli. Uscito di casa, Gleboni ha incontrato nel pianerottolo il vicino di casa e ha sparato anche contro di lui. Il piano assassino di Gleboni, però, non era ancora completo e ha raggiunto via Gonario Pinna, dove abita la madre. Dopo aver percorso quel tragitto, 5 minuti di auto o 15 a piedi, è entrato in casa e ha aggredito la madre per poi sparare ancora e togliersi la vita. Incensurato, scrive ancora la DN Cronos, incensurato, senza precedenti di violenza in casa e con una pistola detenuta legalmente, così era l'autore della strage. Le conferme arrivano dalla ricostruzione ufficiale della procura del capoluogo Barbaricino, fatta assieme a questura e comando provinciale carabinieri. Per le indagini sono intervenuti i sostituti procuratori Riccardo Belfiori e Sandra Picciutto, assieme a polizia e carabinieri. Anche le indagini dirette dalla procura di Nuoro sono state affidate congiuntamente a carabinieri e polizia. Tra l'altro, vabbè, questa è, lasciamo stare questo dettaglio, non è importante. Passiamo invece al colloquio che l'ADN Cronos ha appunto avuto con Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera, sul tema del quesito inerente alla proposta di riduzione del tempo di residenza legale in Italia da 10 anni a 5 anni per ottenere la cittadinanza. E allora andiamo a vedere un po' che cosa è accaduto. Ecco, a proposito, ecco, l'amico David Murgia, scrive adesso, visto che vi avevo detto di Meggiugorie, ecco qua, il messaggio della Madonna dato a Maria è stato autorizzato dal Vaticano attraverso il visitatore apostolico, quindi con circa 1 ora e 20 di ritardo rispetto all'ora dell'apparizione è stato reso pubblico il primo messaggio, veramente questo sarebbe il secondo, il primo messaggio della Madonna di Meggiugorie dopo l'introduzione della nota vaticana che ha imposto quindi questa sorta di, non diciamo censura, ma di autorizzazione a posteriori che deve essere fornita dal visitatore apostolico, il luogotenente vaticano in quel di Meggiugorie, diciamo così, il quale Monsignor Cavalli, vescovo titolare di Vibo Valencia, non dimentichiamolo, il quale appunto è tenuto a leggere il testo del messaggio e poi autorizzare oppure proibire l'eventuale pubblicazione. Buona la prima, insomma, o meglio, buona la seconda, perché la prima, appunto, il messaggio di Ivan è stato invece divulgato fregandosene delle norme vaticane e quindi è probabile che Ivan tra un po' verrà messo in disparte perché chiaramente non ha rispettato quanto il Vaticano gli ha imposto. Va bene, torniamo a noi, parlavamo appunto del decreto del referendum sulla cittadinanza e allora c'è questa conversazione, vi dicevo, tra Giorgio Mulè e l'ADN Cronos e Mulè dice, il vicepresidente della Camera, dice, leggendo il quesito referendario è chiaro che secondo me non è un referendum abrogativo, si tratta di un referendum propositivo, escluso dalla nostra Costituzione, di un'innovazione legislativa che vuole prevedere che un articolo della legge del 92 sui figli adottati si applichi erga omnes, cioè a chiunque. Il quesito si intesta quindi una novella normativa che non c'entra nulla con un referendum di tipo abrogativo. Cioè il concetto è che con questo referendum, mantenendo gli articoli della legge con la stessa numerazione, viene però cambiato il contenuto del testo. Questa è la novella tecnicamente parlando da un punto di vista giuridico.
Ma la novella è una cosa che si può fare con una legge, non si può fare con un referendum di tipo abrogativo, perché automaticamente diventa un referendum di tipo propositivo e la Costituzione non lo permette. Ecco qual è l'inghippo. A intervenire con l'ADN Cronos è il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, Forza Italia, sulla velocità con cui sono state raccolte le 500.000 firme, anche grazie alla possibilità di sottoscrizione online. È evidente, sottolinea, che c'è un forte interesse rispetto a una parte politica. Il punto è che il Parlamento su certi temi deve legiferare ed evitare che si inneschi l'idea sbagliata che coi referendum si possano innovare le leggi. Parole sante. Anche perché a rigore di Costituzione così funziona. Non è il popolo che legifera a colpi di referendum. I referendum di natura popolare non hanno questa caratteristica e si rischia di tradire quella che è una previsione costituzionale. Come evitare l'abuso che potrebbe innescare l'online? I primi a farne uso responsabile dovrebbero essere i promotori che sanno che il referendum è uno strumento altamente democratico da usare cum grano salis o si rischia di svilirlo. Ammesso poi che venga ammesso, chiosa Mulè, il pericolo concreto è che non si raggiunga il 50+1 dei votanti, con il rischio che questo crei disaffezione allo strumento che potrebbe apparire inflazionato, quindi abusato. Alzare il quorum è un rimedio? Non è il tema, ci si potrebbe riflettere poi. Potrebbe essere non un deterrente contro gli abusi, nota di redazione, ma uno strumento di garanzia di ulteriore responsabilità, così che ciò che arriva in Corte Costituzionale sia già un quesito sostenuto in maniera assai pesante rispetto alla partenza, conclude il vicepresidente della Camera. Non è sbagliata l'osservazione che fa Mulè, cioè potrebbe succedere che i proponenti di questo referendum, giuridicamente parlando, vadano a sbattere alla Corte Costituzionale, perché nel momento in cui la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare entro il 10 febbraio dell'anno prossimo sull'ammissibilità o meno del referendum, è chiaro che a quel punto potrebbe anche eccepire questa cosa qua, cioè non potete servirvi di un referendum a livello con tono propositivo, proprio perché il referendum nella nostra Costituzione è ritenuto in questo caso abrogativo, ma non esiste un referendum propositivo nella Costituzione italiana. Esiste in quella svizzera, se non sbaglio, e anche in quella tedesca, se non vado errato, ma in quella italiana non è assolutamente concepito e ammissibile. Per cui sì, c'è il rischio che dopo tutto questo bailamme la Corte Costituzionale gli dica no, c'è poco da fare. Bene, altro aggiornamento che arriva adesso sempre dalla BBC: Israele sta attaccando delle aree densamente popolate nel Libano. L'esercito israeliano annuncia di aver colpito 280 bersagli di Hezbollah su tutto il territorio libanese quest'oggi. Il Libano è una delle nazioni più densamente popolate al mondo, con circa 568 persone per metro quadro. La capitale, Beirut, immagino sia per miglio quadro, non penso per metro quadro, 568 persone in un metro quadro mi pare un pochettino troppo. La capitale, sì, per miglio quadro. La capitale, Beirut, si concentra oltre il 40% della popolazione del paese ed è una delle aree che sono state più pesantemente colpite dagli attacchi di Israele negli ultimi giorni. Un'altra area che è pesantemente colpita è la zona sud del Libano, nei governatorati del Libano Sud e di Nabatie, che ospita il 18% dei cittadini libanesi. In migliaia stanno sfollando dal sud diretti a Beirut sin da quando è cominciato l'attacco, per cui questa è la situazione, lo stato dell'arte adesso alle 19:43 minuti primi sulle magiche onde di Radio Libertà in questo mercoledì 25 di settembre 2024. Quindi, ricapitolando la situazione è che nel pomeriggio di oggi si è cominciato a parlare di alcune dichiarazioni.
rilasciate dal capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi, il quale ha detto che gli ultimi attacchi che Israele sta compiendo sul territorio libanese potrebbero essere propedeutici, potrebbero preparare la strada all'invasione da parte dell'esercito israeliano. Chiamiamo le cose con il loro nome. Quindi Israele potrebbe invadere la zona sud del Libano. In tutto questo, il presidente Biden ha detto che la guerra totale è possibile, ma non è inevitabile. Tra l'altro Netanyahu ha autorizzato l'inizio di eventuali colloqui di pace, tuttavia ha anche rilasciato circa un'ora fa un video nel quale annuncia che i colpi che vengono lanciati in questi momenti, che vengono sferrati in questi minuti, mentre stiamo parlando, mentre siamo in onda, contro Hezbollah in Libano, sono colpi di una violenza, di una potenza tale che Hezbollah non li ha mai sperimentati fino ad ora. E naturalmente l'obiettivo, come viene detto dagli analisti, come viene osservato da tutti, è che questi 60.000 israeliani che da tempo sono sfollati all'interno del paese, proprio perché tutta la zona nord viene colpita quotidianamente dai razzi sparati da Hezbollah, sempre finanziati dai loro amichetti dell'Iran, ecco che naturalmente l'obiettivo dell'esercito israeliano è di riportare a casa e far vivere tranquillamente tutti i cittadini israeliani, questi 60.000 israeliani che vivono nella zona nord del paese. Ecco, una cosa che noi dimentichiamo quando si parla di questo è che stiamo parlando di una nazione che è grande più o meno e ha la forma più o meno dell'Emilia-Romagna, solo che l'Emilia-Romagna è estesa in orizzontale mentre Israele è messo in verticale. Provate a immaginare, prendete la carta d'Italia con l'Emilia-Romagna, la mettete all'insù, ecco, quella roba lì, quel paese grande più o meno quanto l'Emilia-Romagna è Israele. E ci abitano 7 milioni e mezzo di israeliani che non sono necessariamente ebrei, sono anche arabi israeliani, eccetera, drusi, circassi, quello che volete voi. Ecco qua, il problema è che in un paese così, in cui ci si conosce tutti, questi 60.000 si sono sparsi per lungo la nazione, ma è altrettanto vero che avrebbero piacere e desiderio di tornare a casa loro e vivere tranquilli senza il problema di dire papà, mamma, stanotte ha diluviato razzi, perché non è propriamente il massimo. Quindi l'operazione in corso dovrebbe portare a un'invasione da parte dell'esercito israeliano e quindi all'apertura di un nuovo fronte nella parte meridionale del Libano. Vedremo che cosa succederà. Per adesso non c'è ovviamente nessuna comunicazione ufficiale, quindi per adesso non c'è, nessuno può dire che sia cominciata l'invasione. È altrettanto vero però che il messaggio video che è stato dato da Benjamin Netanyahu, dal premier israeliano, appunto il fatto che Israele viene colpito in questi minuti, il Libano viene colpito in questi minuti con colpi di una forza che non avrebbe mai potuto immaginare, significa che probabilmente siamo lì per vedere l'invasione. Credo che ormai manchi poco. Allora, diamo un'altra occhiata a quello che succede nel mondo. Ecco, andiamo proprio in Iran. Qui abbiamo sempre l'ANSA, questa è stata aggiornata, è stata battuta 2 minuti fa. State a sentire qua che hanno fatto nel frattempo in Iran. Nuova stretta sul velo in Iran, approvata la legge. Inasprite le pene, pesanti multe, detenzione più lunga. L'Iran ha approvato una nuova legge sulla protezione della famiglia tramite la promozione della cultura della castità e dell'hijab, che inasprisce le sanzioni per le donne che non portano in pubblico il velo, obbligo già in vigore dalla fondazione della Repubblica Islamica. La ratifica del Consiglio dei Guardiani, un organo costituzionale, è arrivata dopo che il Parlamento ha apportato alcune modifiche relative alla modalità di esecuzione della norma proposta. Mentre non è stato ancora rivelato ufficialmente il testo del provvedimento, la sua versione più recente, pubblicata dai media nei mesi scorsi, prevede sanzioni che vanno da multe a restrizioni all'uso di internet
fino a periodi di reclusione, confisca del proprio veicolo, divieto di viaggiare all'estero per chi non porta l'hijab o lo fa in modo improprio e per chi promuove la nudità e l'indecenza sui social media. Sapete che nei mesi scorsi, per esempio, le iraniane, Suad Sbai ne aveva parlato anche qua a Zoom nella scorsa stagione, si erano fotografate con l'hijab ma in topless, con le tette di fuori, apposta per sfidare la legge iraniana. Secondo un rapporto pubblicato nei giorni scorsi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, la legge prevede per chi trasgredisce multe pecuniarie esorbitanti, pene detentive più lunghe e restrizioni sulle opportunità lavorative e scolastiche, mentre le norme in vigore già puniscono chi non porta il velo con un periodo di detenzione che va dai 10 giorni ai 2 mesi. Per l'OHCHR, appunto, l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, la nuova legge arriva in un periodo nel quale le forze di sicurezza hanno ulteriormente intensificato i modelli preesistenti di violenza fisica, tra cui percosse, calci, schiaffi a donne e ragazze ritenute non in linea con le leggi e i regolamenti obbligatori sull'hijab. Prossimamente il presidente dell'Assemblea parlamentare iraniana annuncerà ufficialmente l'approvazione della legge e successivamente il governo sarà chiamato a comunicare alle autorità competenti l'entrata in vigore del provvedimento per la sua applicazione. Il disegno di legge è stato inviato più volte al Consiglio dei Guardiani prima della ratifica, ma la proposta era già stata approvata per la prima volta al Parlamento circa un anno fa, nei giorni del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la 22enne curda, che perse la vita dopo essere stata messa in custodia alla polizia morale perché non portava correttamente il velo mentre si trovava nelle strade della capitale iraniana. La morte della giovane, nel settembre 2022, provocò un'ondata di proteste antigovernative che andarono avanti per mesi in varie città del paese, con ragazze che bruciavano il proprio velo in piazza e contestavano apertamente la Repubblica Islamica. La questione dell'hijab, da decenni al centro di contestazione da parte degli attivisti iraniani, è tornata al centro del dibattito in Iran dopo il caso Mahsa e durante la sua campagna elettorale il presidente Masoud Pezeshkian, eletto in luglio e ritenuto un politico riformista, aveva criticato la nuova legge proposta sull'hijab, promettendo di porre fine anche ai controlli di polizia e all'uso della violenza contro le donne che non rispettano le norme sul velo. Bene, da stasera invece acchiapperanno più mazzate e dovranno stare molto più attente alla loro stessa incolumità. Complimenti. Questi sono quelli che sono i sostenitori di Hezbollah, che finanziano Hezbollah, che finanziano Hamas e che finanziano gli Houthi e che non vogliono gli accordi di Abramo per pacificare il Medio Oriente. Questo lo diciamo a beneficio di chi ci ascolta. Benissimo, benissimo. Grande grado di civiltà, vedo. Pestare una donna con l'hijab, che non ha l'hijab messo bene o che non se lo mette. Bene, bene, andiamo proprio bene. Per non parlare dell'Afghanistan, dove le donne ormai sono solo pezzi di carne ambulanti che possono solo andare in giro accompagnate da un parente maschio e non devono aprire bocca perché la voce è uno strumento sessuale. Quindi, anche se le pestano a sangue o gli va addosso una macchina o gli casca un mattone in testa, non possono urlare perché naturalmente poi se no uno che fa pure i cattivi pensieri e va all'inferno. Andiamo bene, andiamo. Ok, allora, bella gente, si sono fatte le 19:52 minuti e 17 secondi. Abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere la nostra trasmissione e salutarci con un bellissimo pezzo cantato da Luigi Tenco, pezzo che molti di voi ricorderanno. Ciao, amore, ciao. Bellissimo pezzo portato in gara inopinatamente, aggiungerei, a Sanremo nel 1967. Era un pezzo che, se voi l'ascoltate, in fondo racconta lo spaesamento, no? La fuga dalla città, o meglio, dalla campagna verso la città, l'idea di andare in questo mondo di luci e sentirsi nessuno e non avere un soldo nemmeno per tornare, ma avere appunto nostalgia di tornare da te, no? Saltare 100 anni in un giorno solo, dai campi di grano agli aerei nel cielo, non capirci nulla e avere voglia di tornare da te. Ed era lo spaesamento di tutti quelli che emigravano a quel tempo, andavano a vivere nelle grandi città, andavano a lavorare
alla Fiat, come si diceva allora nel meridione d'Italia, alla Fiat a Torino oppure a Milano e così via. E Tenco diede voce a questo mondo che non riusciva a integrarsi come avrebbe voluto, come avrebbe potuto, questo mondo che si trovava davanti quelli che scrivevano non s'affitta ai meridionali, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Tenco ha dato voce anche a questo. E naturalmente un pezzo del genere, figuratevi se poteva fare strada nel Sanremo del 1967, dove alla fine vinse Claudio Villa con Non pensare a me, dove ancora c'erano le canzoni Cuore e Amore, dove ancora c'erano tutte queste canzonette smielate, ye ye, eccetera, eccetera, eccetera. Figuratevi se poteva portare una roba del genere a Sanremo nel 67, Luigi Tenco. Vabbè. È andata come è andata, un abbraccio anche a lui e vedrai, caro Luigi, che qualcosa cambierà, non so dirti dove o quando, ma qualcosa cambierà. Vedrai, non son finito, sai. E allora noi chiudiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ancora una volta consumi il drive time in mezzo ai fatti e che dire di più. Ci salutiamo con ciao amore ciao e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.